Ed eccoci per un nuovo appuntamento, una nuova tappa. Dopo Villanova Truschedu sono qui a Fordongianus, veramente un luogo di grande cultura. Oltre le terme c'è tanto altro, alle mie spalle Praça de Iballus e questo, come vedete, è una panoramica e questo è appunto un luogo molto interessante che ora andiamo un attimino a vedere. Insomma, sono le antiche case aragonesi, insomma catalane, insomma del periodo spagnolo, che ancora qui in questo luogo, in questo bellissimo borgo, sono presenti. La trachite la fa viva perché è famosa qui. Poco prima ho fatto volare il drone su San Lussorio, da fuori ovviamente, e quindi ora andiamo a vederci questo bel paese per fare un bel giretto e insomma andiamo. E ora andiamo a scoprire questa bellissima casa aragonese. Venite con me. Portale di ambito ancora seicentesco, ma anche cinquecentesco. Casa aragonese. Qui ci sono i ticket di ingresso e anche i contatti, per cui se volete visitarla dall'interno dovete certamente chiamare. Vediamo un po' di dettagli così interessanti floreali, insomma, di un gotico ancora, tardo gotico, catalano aragonese o di ambito isabellino, dal momento che poi anche con Isabella di Castiglia siamo riusciti a capire questo nuovo genere di stili. Ecco i classici simboli, Jesus, proprio a protezione della casa, sono come dire delle forme apotropaiche, se così potremmo dire, ne troviamo tantissime, come anche il fiore di San Giovanni Battista, che in realtà non esiste dalla felce, per esempio, ma quella è un'altra storia che ho raccontato e che vi racconterò in un altro momento. E come vedete è davvero interessante la fattura dei picapedrers di un tempo. Vedete anche i capitelli di queste colonne meravigliose. Fordongianus è un luogo di scultura, è un luogo dove la trachite la fa da padrona, e qui vediamo un esempio appunto di scultura, proprio perché ci sono i simposi. Questo è perché essere partecipi del mondo culturale nella scultura è decisamente importante, decisamente così vivace per una comunità come quella di Fordongianus e di chi della pietra ne ha fatto un ruolo importante anche di un'economia. E ora andiamo a scoprire altri luoghi di Fordongianus. Cercheremo di aprire le porte della cultura a voi. Ecco che il suono della campana ci sta portando qui a Fordongianus per vedere la gotica o neogotica chiesa parrocchiale e proveremo adesso a vederla, fare anche un salto dentro. Ricordatevi sempre il rispetto dei luoghi sacri, anche se non siate credenti, ma è importante. Ecco, molto bello il portale, ma decisamente anche il rosone, e ricorda tutta l'epoca dei grandi rosoni gotici, ma ne ricordiamo qualcuno come Sorgono o insomma anche Bono, ma ce ne sono tanti. Adesso entriamo a vedere. Al suo interno vediamo le volte decisamente alte con delle gemme a crociera che chiudono le volte a crociera. È una chiesa che però ha anche uno stile e un richiamo abbastanza moderno, novecentesco. Poi ovviamente non entrerò nello specifico e tanto altro, ma è interessante adesso poter vedere in questa cappella laterale delle importanti condizioni architettoniche, strutturali, gotiche decisamente interessanti. Questi capitelli di ambito floreale, ma anche la volta davvero interessante, così come questo ingresso, certamente era un ingresso o possibilmente un ingresso laterale. È ovvio che poi nelle
varie strutture sono state, nelle varie ricostruzioni, nel restauro, le chiese sono state rifunzionalizzate in qualche modo anche nella loro struttura. Molto interessante questo Cristo deposto, che probabilmente è utilizzato anche durante i riti della Settimana Santa, il Sacro Cuore. E adesso continueremo a fare una piccola passeggiata all'interno di questo luogo meraviglioso. Un altare molto bello, davvero interessante. Le chiavi papali, quindi è possibile che questa sia dedicata a San Pietro, perché lo vediamo anche nella nicchia centrale di questo bell'altare così policromo, potremmo dire. Un bel crocifisso. E ora proseguiamo a fare questi 2 passi all'interno della parrocchiale stessa di Fordongianos. E ora proseguiamo il nostro cammino. Ed eccoci qui ancora a Fordongianos, siamo all'ingresso delle antiche terme romane. Questa città ha una lunga storia, anche in ambito bizantino poi, insomma, ricordiamo, era una grande base, se così vogliamo chiamarla, per renderci comprensibili a tutti, addirittura per insomma quella difesa del territorio da ancora quelle genti barbaricine, insomma, che ricordiamo col Dux Ospitone nel 594 erano famosissimi proprio per le lettere di Gregorio Magno del Papa. Ora cercheremo ovviamente non di entrare, bisogna prenotare, ma ho già fatto volare un attimino il drone, così almeno insomma vedrete qualcosina. Andremo a vedere un po' l'acqua calda, questa acqua calda che ancora qui sgorga. Venite con me. Bene, qui non ci crederete, ma c'è proprio del vero e proprio fumo, vapore, perché l'acqua qui è bollente, è davvero calda. Vediamo di fare una prova, di testare con mano, è veramente bollente. Quindi siamo in una giornata calda di novembre, eppure qui ancora sgorga l'acqua dalle antiche terme. Vedete, queste sono appunto le fasi insomma restaurate ed è affascinante. Qui venite a visitare questo luogo davvero interessante, prenotate, chiamate, e come vedete ha un fascino tutto suo. Queste sono le 2 zone delle vasche esterne alla recinzione. Insomma, potrete anche in una giornata fredda mettere i piedi, guardate ancora le bollicine dell'acqua, è veramente interessante. Questa è una delle tappe fondamentali storiche, Forum Traiani, ma anche una delle tappe culturali, anche una delle tappe del benessere. Qui ci sono realmente ancora le terme moderne. Ecco un'altra indicazione della nostra Insta360 S Pro, così meravigliosa. E vedete insomma quanto sia interessante questo luogo, così particolare. C'è ancora qualcuno che fa addirittura il bagno al fiume qua adiacente, e vedete insomma la bellezza di questo luogo. E con le bollicine io vi saluto, credo che tornerò qua, è un posto meraviglioso, per cui insomma ora continuerò ad andare via in macchina per il mio viaggio. Chissà, magari ci vedremo in qualche altra tappa o forse termineremo qui, ma comunque è stato un bel viaggio, molti chilometri, però ne valeva davvero la pena, dal nuragico al romano fino all'ambito moderno, se così possiamo dire, che è quello appunto delle terme che ancora oggi esistono qui a Forum Traiani, a Fordongianos. Un saluto a tutti voi e al prossimo viaggio nella terra dei nuraghes.
Bentrovati amici, siamo qui alla meravigliosa chiesa di Santa Maria di Tergo, qui a Tergo, un antico monastero benedettino di assoluta importanza per il nord Sardegna. Io adesso sono qui, ho fatto già volare il drone per questo nuovo viaggio qui di novembre, anche se c'è un po' di pioggia, ma l'atmosfera è meravigliosa. Venite in questo luogo, trovate questo luogo, assaporatelo, date a voi stessi un momento di pace, anche di tranquillità. Questo borgo è molto molto bello, piccolo e bello, però molto 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 interessante. La chiesa veramente merita, e se qualcuno di voi vorrebbe sposarsi qui, beh, adesso vi accompagno e vi faccio vedere che ne vale veramente la pena. Allora, adesso andiamo. Eccoci qui presso la facciata di questa meraviglia architettonica che vedete, con questa bicromia e quel rosone meraviglioso, la rosa di Gerico, mi sembra che sia, e altri simboli cosmici, spirituali, classici, proprio del momento romanico e benedettino. Li ritroviamo, li rivediamo, molto simili anche a San Pietro di Sorres, anche a Saccargia. Insomma, è un momento architettonico, quello del romanico, di grande impatto e interesse culturale e spirituale. E qui a Tergo, insomma, i benedettini lo hanno messo in opera anche, come dire, attraverso la loro spiritualità, la spiritualità benedettina, in opera ovviamente nel senso interiore, insomma, dare questo connubio alle due parti, quella della pietra della costruzione e quella della spiritualità per la costruzione celeste. Adesso entriamo. Siamo all'interno della chiesa, che benché piccola, ha un suo fascino, tutto medievale, tutto da scoprire, tutto da vedere. Ora non vi preoccupate, sembriamo un po' al buio, ma l'Insta360 ha un favoloso algoritmo di intelligenza artificiale che ci permette di osservare comunque qualcosa. Eccoci che ci spostiamo per vedere alcune meraviglie di questo tempio interessante, bello, davvero importante. Nostra Signora, il Cristo. (1684) questa epigrafe recita così. Noi ovviamente vi ricordiamo, insomma, che io non entro tanto in tecnicismi in questi vlog, in questi momenti dei miei viaggi, e vi rimando sempre a quello che riguarda Mamma Sardigna e poi i prossimi programmi che noi faremo, in cui, insomma, mi vedrete condurre per portarvi ancora di più e specificatamente all'interno di quella che è una condizione assolutamente più scientifica, assolutamente più divulgativa. Questo vuole essere solo un momento di un viaggio per farvi assaporare così di base quello che è il nostro patrimonio culturale italiano, e vedrete che sto già organizzando qualcosa per poter andare anche al di là del mare sardo. E ora credo che possa anche bastare, andiamo qui. E come avete visto, l'interno di questa chiesa, benché insomma ancora un po' buia, ma è presto e io sono in viaggio da molto presto, è davvero spettacolare, interessante, bellissimo. Vedete, sto facendo un po' una panoramica per farvi capire ancora qual è l'aria che si respira in questo luogo di grande bellezza.
Ora io andrò probabilmente nelle zone di Sedini e Bulzi e vedremo qualcos'altro, per cui restate ancora qui, viaggiate insieme a me in questo mondo antico culturale della nostra terra che io amo, e la mia vocazione è questa, e voglio in qualche modo darvela attraverso questi piccoli viaggi culturali.